Amici, sono giornate piene, dense di impegni, quindi purtroppo la giornata di ieri era una di queste e io non ho potuto filmare la mia reazione così, ma l'ho vista, ho sentito i primi minuti in radio, poi dopo sono arrivato in una postazione dove col mio laptop ho potuto guardare quello schifo che era il primo tempo del Napoli, a partire dal gol subito, insomma, passaggi sbagliati, passaggi al portiere, quella cosa di Insigne, mamma mia. Ma comunque, oltretutto la cosa di Insigne avviene nel secondo tempo, un secondo tempo da molti decantato. Ma la facciamo breve quest'oggi perché teniamo comunque che fa. E parliamo di 3 punti, perché adesso è arrivato il momento, dopo mesi, chi segue questo canale lo sa che io mi cerco di fare analisi, le famose analisi tecnico-tattiche, perché non è che potremmo parlare di psicologia, non potremmo parlare tanto, ma la testa fa tutto. E allora dovete ricominciare a darci gli sfaccimma dei rigori, perché l'abbiamo detto dall'inizio dei tempi, abbiamo capito, Mertens è un assassino, dobbiamo pagarla, e però basta, adesso basta, perché si sa, e lo sanno tutti, che certe partite si sbloccano con gli episodi e certi periodi si sbloccano con gli episodi, perché facciamo la storia di tutte le squadre del campionato italiano, ad un certo punto, se non succede quel fatto, cambia il destino di giocatori, di allenatori, di società sane, complete. Ci dovete cominciare a ridare i rigori, e lo dobbiamo dire adesso che abbiamo vinto, perché abbiamo vinto, ma al 94esimo, su calcio d'angolo, su una cosa che va bene, il cuore Napoli, il Napoli di Mazzarri, ma neanche per sogno. È alla fine la stessa storia che è successa contro il Parma, dove però contro il Parma abbiamo pigliato un culo al contrario, perché stavamo nel bilico come contro il Parma, 1-1, nel secondo tempo meglio del primo tempo come contro il Parma, però stavolta ci è andata bene a noi. Non va bene, ci dovete dare i rigori, poi li sbagliamo, sicuro li sbagliamo, perché il periodo è quello che è, e se non stai bene mentalmente la passi al portiere o la butti fuori, ma cominciate a darci i rigori, perché mi sono scocciato che il VAR funziona a cazzo vostro. Non è possibile più accettare una cosa del genere, e va detto, e non parliamo più di Juventus, non parliamo, perché quelli sono i piani alti, non ci riguardano più. Adesso noi guardiamo il Parma, noi guardiamo il Bologna e guardiamo il Torino e il Cagliari. Queste sono le squadre che dobbiamo guardare noi in questo momento, e queste sono le squadre su cui noi dobbiamo fare la corsa. Abbiamo un obiettivo, ed è la qualificazione europea. Non possibile, veramente impossibile, si può dire impossibile quella Champions, perché troppe squadre e perché le romane stanno andando a 1000, ma almeno l'Europa la vogliamo, perché l'Europa significa che l'anno prossimo ti giochi una bella Coppa UEFA, come si chiamava, e almeno puoi costruire una squadra dove hai dei ricambi, perché se fai invece solamente il campionato diventa dura accettare una squadra di 25 giocatori competitivi. Allora se non andate io vado veramente nelle difficoltà, perché poi si dice ma poi sono troppi, non gioco. Già sta avvenendo il caso Lozano nella mia mente, perché comunque è il giocatore più pagato della storia del Napoli ed è fuori dai giochi dalla seconda partita in poi. È vero anche che Gattuso l'ha messo contro il Parma, ma lo mise in una situazione di confusione, così. Io voglio cominciare a vederlo esterno nel 4-3-3, a sinistra o a destra che sia, giocare dall'inizio con il Napoli che vuole attaccare a bocce ferme. Non lo voglio vedere nella confusione dove poi dovrebbe risolvere. Non voglio sentire parlare di Politano, è un altro esterno. Sfruttiamo quelli che abbiamo finché ce li abbiamo e facciamo rifiatare Callejon quando deve rifiatare, Insigne quando sta con le mestruazioni, e vediamo questo Lozano, perché adesso è importante. Milik non si tocca, l'abbiamo capito. Mertens è la sua riserva al momento, per quanto sembra, però siamo a 2 partite di Gattuso, è presto per definire gerarchie che lui ha nella mente. Siamo ancora comunque nell'emergenza più totale, a livello anche di uomini in difesa, visto che alla fine deve giocare ancora Di Lorenzo in un altro ruolo, e lo sapevo che lo faceva benissimo, perché quel ragazzo è un genio del calcio.
E quindi va bene, solo bisogna capire questa situazione del centrocampo, perché è evidente che dobbiamo finire sul mercato e serve uno, serve uno che salvi Allan, perché la partita contro il Parma parte Allan centrale, Fabian Ruiz mezzala, ma Fabian Ruiz non l'abbiamo mai visto, ascoltatemi bene, arrivare sotto punta come inserimento della mezzala. Ascoltatemi bene perché qua facciamo le analisi tecnico-tattiche. Non ci arriva, non ce l'ha nelle corde, non gli viene spontaneo, non ha sturiato, non lo so. È uno a cui piace ricevere palla, portarla, alzare la testa. È una cosa che da mezzala, come sta facendo Zielinski bene, lui ancora non riesce ad avere l'inserimento, un po' diciamo quello che aveva Hamsik, un po' quello che ha Milinkovic-Savic, visto che è il momento di Lazio, si parla molto della Lazio. Fabian Ruiz credo che non ce l'abbia. Allora che succede? Che nella seconda partita parte lui, elemento basso centrale, così un disastro totale. Ma con Allan mezzala destra, Allan lo fa paradossalmente, e se andate a vedervi l'altro video del Parma, io dissi, ma come Allan sta giocando quasi sotto punto, già siamo passati quasi a un 4-2-3-1 con Allan sotto punta, poi farà una sostituzione, ma semplicemente sono i movimenti della mezzala che deve portare a riempire l'area. Aspetta, guarda. Deve portare a riempire l'area, altrimenti la punta resta troppo sola e i due esterni che si allargano per fare i cross o per fare ampiezza resta troppo sola e non fa densità nell'area. Quindi Allan bene, tatticamente intelligente a trovarsi là e a sfruttare la finta di Milik e a fare quel gol da centravanti puro, ma quante volte gli può capitare? Allora, Allan va bene, mezza alla destra, non ci è piaciuto tanto come centrale nella partita con il Parma. Nel secondo tempo col Sassuolo, io vi dico una cosa ragazzi, il Sassuolo ha peccato di presunzione. A me è sembrato quel Napoli che si specchiava e che faceva il tocchetto in più perché siamo belli, perché noi li facciamo a fette questi del Napoli. A me è sembrato così, perché è una squadra un po' più cinica, un po' più affamata, un po' più... E l'ha detto De Zerbi, eh? Cioè io la prima cosa ho detto, il Sassuolo è stato presuntuoso perché è stato una cannella, ma De Zerbi l'ha detto, ha detto noi qua sì siamo belli tutto a posto, ma noi il risultato, allora vuol dire che in questo caso avevo ragione e i meriti del Napoli per aver giocato meglio nel secondo tempo ed aver ragguantato questo risultato vanno condivisi con i demeriti del Sassuolo, che sono stati presuntuosi e hanno smesso di essere efficaci. In conclusione, ci prendiamo i 3 punti perché ci servono i tre punti, perché la classifica piange e ci dobbiamo allontanare dalla seconda fase della classifica. Prima della partita non c'eravamo, c'era il Torino, il Bologna, dovevamo andare sull'altra. È una roba a cui non sono abituato, perché lo so che tutta Italia si sta beando di questa cosa qua. Però cominciate a ridarci gli sfaccimma dei rigori, perché il Napoli non è in grado, in questo momento che stiamo tentando di rifare tutto da capo, nuovi schemi, richiamo della preparazione, nuove storie, così uno si deve arrangiare centrale a giocare una chiavica e gli altri sperare. Ci servono i rigori, ci servono le punizioni, ci servono le ammonizioni. Dovete far funzionare la VAR come si deve, perché ci serve e perché dobbiamo essere rispettati. Purtroppo la società non interviene, fa l'esploit, gli arbitri devono pelare le patate per la cosa clamorosa dell'Atalanta, ma poi non sussegue una cosa seria, un dossier, uno che viene pagato dalla società per prendere appunti, per raccogliere episodi e poi a fine partita ogni volta con calma dire voglio, qua ce ne manca un'altra, che vogliamo fare? Anche la sfuriata di Ancelotti, fine a se stessa all'epoca con Rizzoli, allora che avete fatto? Sì, abbiamo sbagliato. Ah, benissimo, ma ne pozzi. E che cosa cambia? Voi dovete andare nello specifico e dovete dire a questo punto dalla prossima, se qualcosa simile succede, che facciamo? Ci siamo ancora e ce ne abbiamo. Visto che questo non succede perché il sistema va bene a tutti, perché poi un anno che il Napoli non raggiunge niente va bene per rinfrescare i diritti TV, probabilmente va bene e tutto decide della Redis sarà d'accordo, non lo so,
Perché può essere pure che una mancata qualificazione permette a De Laurentiis di abbassare gli ingaggi, di vendere i top e comprare roba minore. Non lo so. Quello che c'è dietro alle quinte lo possiamo solo immaginare, ma non lo so. Ma il tifoso va in freva e quindi rispettatelo. Non lo so, io parlo con voi, come se voi poi potreste andare a parlare con il VAR. Non succede. Da New York, Valerio Fluido è tutto, i 3 punti sono arrivati, ci facciamo il nostro campionatuccio con Cagliari, Atalanta, Parma, Bologna, Torino e Milan. Il Milan che è scoppolone. Almeno noi queste scoppolone non l'abbiamo prese. Almeno. Complimenti alla Lazio che sta prendendo la forma del Napoli che era. L'Inter non lo so, ma continuano a tenere botta, almeno per qualcuno è interessante. Noi ci guardiamo un altro campionato perché non ce lo possiamo permettere. Da New York Valerio Fluido è tutto, l'ho già detto. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciate un commento e guardatevi anche i video di prima, perché scoprirete che io le cose le dico prima e insisto e poi le sottolineiamo, eccetera eccetera eccetera.